In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La lista di Forza Italia alle europee. Il partito che sembra avere più facilità nel comporre la lista in Sicilia è la Forza Italia di Schifani. Detratti 2 candidati che verosimilmente toccano la Sardegna, rimangono 6 posizioni. 2 sono gli assessori che da tempo hanno accettato la candidatura, ossia Falcone e Tamaio. Una è l'uscente Caterina Chinnici, che sembra anch'essa aver accettato. Rimangono scoperte Messina, Agrigento e probabilmente Siracusa, province con una forte presenza e nelle quali con facilità si individua il candidato. I progetti dei comuni tolti dal PNRR, tutti finanziati. Uno degli argomenti delle opposizioni è stato in questi mesi il definanziamento dei progetti dei comuni per circa 10 miliardi. Come promesso sono stati invece tutti rifinanziati. Il ministro Fitto aveva spiegato che occorreva togliere dall'elenco del PNRR tutti i progetti a rischio di non essere completati entro il 2026, che avrebbero però avuto altre fonti di finanziamento. Ma la notizia continuò a girare fino a 3 giorni fa, quando il sindaco di Bari del PD e presidente dell'ANCI non confermò che Fitto aveva detto la verità. La lingua siciliana a scuola, ma solo un po'. Non solo mizzica la lingua di un popolo, l'assessorato regionale all'istruzione promuove la lingua siciliana con il coinvolgimento di artisti testimonial, interventi mirati nella scuola dell'isola per una conoscenza più profonda della lingua e della cultura siciliana. È un passo avanti, ma ancora lontanissimo dall'esigenza di rilanciare la lingua scritta e parlata. Rimane la sensazione che la lingua siciliana venga trattata come folklore di un mondo che fu e non come la nostra identità da recuperare. Il Giro di Sicilia salta e ripartirà nel 2025. Il Giro di Sicilia anticipò di 2 anni la nascita del Giro d'Italia, interrotto nel 1977 e ripartito nel 2019 grazie a un accordo tra la regione siciliana, presidente Nello Musumeci, assessore allo sport Manlio Messina, e gli organizzatori di RCS Sport. Quella di quest'anno sarebbe stata la 28ª edizione, ma non è stato possibile ripartire e le nostre date sono state prese dall'Abruzzo. Il Giro di Sicilia 2024 non si correrà per insuperabili problemi tecnici di reperimento delle risorse. Un peccato per la Sicilia, perché dal 2019 a oggi il Giro era diventato una tappa importante del ciclismo nazionale e non solo. Confidiamo nel 2025. Gare per oltre 2 miliardi alla Regione. Regione, nel 2023 la Centrale Unica di Committenza ha concluso ben 19 procedimenti di gara per oltre 2 miliardi. I numeri registrati certificano un miglioramento costante della performance della Centrale Unica di Committenza nel periodo 2020-2023 e un netto salto di qualità l'anno scorso. Le 19 gare concluse nel 2023 segnano di fatto il raddoppio della mole di lavoro evasa dalla Centrale Unica di Committenza nel 2020. Sicilia, prima in Italia per donne manager. Secondo il report Donne 2024 elaborato da Manager Italia, le donne manager sono in crescita esponenziale da quasi 20 anni. Dal 2008 a oggi il loro numero è aumentato del 92%. La regione con la percentuale più elevata di donne in posizioni dirigenziali è la Sicilia, 28%, seguita nell'ordine da Lazio 27,6%, da Puglia 24% e dal Molise 23,1% e Lombardia 23,3%. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.